Entro nel vivo della conversazione odierna che, come vedete, ha per argomento le ultime lettere di Jacopo Ortis. Grande romanzo, poco letto sia nella scuola sia nella pratica personale delle persone colte ormai, eppure meritevole di un'attenzione che questo capolavoro che Foscolo cominciò a pubblicare ventenne merita da parte nostra come libro tuttora attualissimo. Considerato nel suo insieme, il romanzo è in un certo senso un'opera bifronte, un po' come Giano. Per un verso guarda a una ricca tradizione precedente, soprattutto settecentesca, che è quella ovviamente del romanzo epistolare, che gode tra la fine del Seicento e il romanzo del Foscolo, appunto, di una fortuna ricca e vasta, che però affonda le sue radici in tempi molto più remoti, addirittura nel Medioevo latino, con il carteggio di Eloisa ed Abelardo, carteggio latino che viene riscoperto nel Seicento, il carteggio fra questi due amanti infelici che poi sono costretti a prendere i voti monastici e che poi si ritrovano e si scrivono dopo tanti anni delle bellissime lettere latine. Nel Seicento, come ho detto, questo carteggio viene riscoperto nel suo valore, viene rielaborato più volte, fornisce il modello per opere successive e per 100 anni si scrivono lettere portoghesi, cioè lettere di una monaca portoghese, lettere peruviane addirittura, il romanzo di una donna, di una certa Madame de Graffigny. Si scrivono quei capolavori che tutti conoscono, almeno per il titolo, la Nouvelle Héloïse di Rousseau e I dolori del giovane Werther di Goethe, che era opera relativamente recente quando Foscolo comincia a scrivere il suo romanzo e che per certi riguardi tuttavia non essenziali, può essere considerato il modello più prossimo delle ultime lettere di Jacopo Ortis. Tuttavia, il romanzo di Foscolo, pur nel suo tributo a questa tradizione passata, alla quale guarda volgendosi per così dire all'indietro, ha anche un valore per ciò che vede in avanti, cioè per ciò che trasmette alla modernità, in primo luogo all'Ottocento, riprendendo certo temi e motivi, spunti culturali e dottrinali dalla cultura settecentesca, ma rielaborandoli con una originalità così intensa e in una forma così suggestiva che nell'Ottocento saranno ricevuti questi modelli, questi inviti anche ideologici di Foscolo e opereranno non tanto nell'ambito del romanzo, perché come voi sapete su questa strada Foscolo troverà lo sbarramento rappresentato dai Promessi Sposi di Manzoni, che avvia le fortune del romanzo ottocentesco in tutt'altra direzione. Ma l'esempio, l'insegnamento delle ultime lettere di Jacopo Ortis sarà fecondo, per esempio, nella poesia e in primis, come vedremo, in Leopardi. Di tutte le opere che Foscolo compose, le ultime lettere di Jacopo Ortis, cioè il suo unico romanzo, è l'opera a cui egli attese con maggiore attenzione e con maggiore assiduità. Gran parte delle opere intraprese da Foscolo non giunsero a compimento,
Pensate alle Grazie, per esempio, a cui lavorò per tutta la vita senza riuscire a dare assetto a questo grande poema, che rimane grande anche nella misura frammentaria in cui ci è stato trasmesso. Non riuscì a completare mai, pur lavorandoci e arrovellandosi, la traduzione dell'Iliade di Omero. Sui sepolcri, dopo averli pubblicati, nel 1806 non tornò più. Non abbiamo tracce di ulteriori ripensamenti e rielaborazioni di questo grandissimo Carme. Invece, sullo Jacopo Ortis, Foscolo tornò a soffermarsi in quasi tutto il corso della sua vita. Ed è un'opera, per un verso compiuta, ma per un altro verso anche in progresso, perché Foscolo ne curò personalmente 4 distinte edizioni in cui introdusse via via delle modifiche, delle aggiunte, dei ritocchi che volta per volta presentano il romanzo come un'opera quasi per così dire nuova. Quali sono queste edizioni? Le edizioni, le ristampe furono moltissime, il romanzo ebbe un grandissimo successo, fu ristampato più volte, ma abusivamente in un certo senso. Le edizioni ritoccate e curate e volute da Foscolo sono, come ho detto, 4. La prima è questa, è un'edizione che cominciò a uscire a dispense a Bologna nel 1798. È inutile dire che è l'opera di un ventenne. Foscolo nasce nel 1778, ma di un ventenne che dalle pagine del libro emerge con una maturità di pensieri già notevole. Un aspetto che sarà mantenuto, oltre al titolo che rimarrà invariato in tutte le successive redazioni, un aspetto che rimane è anche quel motto latino che vedete sotto il titolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, poi Nature clamat ad ipso vox tumulo. La voce della natura, natura vox, si fa sentire persino dalla tomba. È un bellissimo latino, un testo molto suggestivo che molti lettori si sono affannati a cercare nelle pagine dei classici latini. Sembra un tratto di un grande elegiaco latino, per esempio, e invece ha un'origine abbastanza singolare e completamente diversa. È un frammento di un testo, di una poesia che nel Settecento ebbe una fortuna europea, mondiale, possiamo dire, eccezionale, e cioè l'elegia scritta in un cimitero di campagna di Thomas Gray, poeta inglese che in questo poemetto, elegia in quartine, come vedete, inaugura quella voga della poesia cimiteriale, come si suol dire, cioè la voga di scegliere come cornice dei versi, dei propri versi, un ambiente funebre, lugubre, qualche volta campestre, ma una campagna accolta nelle ore più malinconiche, il tramonto per esempio, il crepuscolo. E come vedete nell'ultima parte, nei versi 3 e 4 della quartina inglese, ecco, anche dalla tomba la voce della natura si fa sentire, grida, anche nelle nostre ceneri vivono i fuochi amati, gli amati fuochi, propriamente i fuochi abituali, i fuochi di una consuetudine di affetti continua della natura. Ecco, questo poemetto inglese fu tradotto in latino da un latinista di Asiago, un certo Giovanni Costa, il quale
compì un'impresa che raramente riesce ai traduttori. Creò una bella fedele, cioè traducendo in latino la elegia del Gray, la rese più bella, la rese degna di un'elegia con latino vero, di un Properzio, di un Tibullo, di un Ovidio. E come vedete, in questo frammento che ho riportato qui, mantenendo lo stesso numero di versi, Costa traduce la voce, dunque sopra un petto affettuoso riposa la forza dell'anima che si sta estinguendo, che fra poco si estinguerà. E gli occhi che si stanno chiudendo invocano lacrime pietose dei superstiti, degli amici. La voce della natura grida persino dalla tomba e una fiamma di vita abita le ceneri, cioè vivifica anche le ceneri. Bellissimo, è più bello, come vedete potete fare il confronto che in latino questa volta il traduttore insomma, si innalza di un grattino. Questo fu riconosciuto agli inglesi perché partirono pacchi interi dell'opuscolo in cui c'era questa traduzione, furono richiesti in Inghilterra e partirono da Padova verso l'Inghilterra. Foscolo scavò in questo testo, questo frammento, e appunto, come vedete, lo pose quasi a motto del suo romanzo. Il suo romanzo che mantiene questo assetto del frontespizio anche nelle edizioni successive. L'edizione di Bologna 1798 rimase interrotta, usciva a dispense, però a un certo punto Foscolo dovette fuggire da Bologna perché Napoleone se n'era andato in Egitto e nessuno sapeva perché fosse andato proprio in Egitto. La reazione conservatrice aveva riacquistato respiro e i fautori della rivoluzione, diciamo, i simpatizzanti della Francia repubblicana, ancora repubblicana, dovettero ritirarsi via via sotto appunto la risalita degli eserciti e delle bande sanfediste. Foscolo dunque deve fuggire da Bologna, non riesce a completare l'edizione del romanzo, che rimane tronco a metà. Moltissimi romanzi dell'Ottocento erano pubblicati a dispense, era un uso che poi si è perduto, ma per esempio Dickens pubblica tutti i suoi voluminosissimi romanzi a fascicoli, a dispense. Così aveva cominciato a fare Foscolo, ma rinunciò, visti anche i risultati poco brillanti di questo primo tentativo. Con il ritorno di Napoleone e la vittoria di Marengo nel 1800, le sorti dei repubblicani, dei democratici, anche italiani, si ristabilirono in Italia e Foscolo, che nel frattempo si era stabilito a Milano, pubblica appunto a Milano la prima edizione veramente completa delle ultime lettere di Jacopo Ortis. Italia 1802. Come vedete, il frontespizio conserva questo motto, ove si parla della natura. Ecco, torneremo anche su questo. Nel frattempo Foscolo ebbe una vita molto movimentata, raggiunse il grado di capitano di Stato Maggiore nell'esercito italico e si comportò anche in modo molto valoroso in varie circostanze, ma come sapete nel 1814 le sorti napoleoniche, le sorti frattanto divenute imperiali di Napoleone e del regno italico che ne dipendeva, crollano e Foscolo, dopo qualche momento di esitazione, sebbene invitato dal governo asburgico a mantenere la sua posizione di scrittore, di giornalista e di docente a Milano, preferisce l'esilio e sfugge in Svizzera. E in Svizzera pubblica
questa terza edizione con una data falsa, la data è Londra 1814, in realtà il romanzo è pubblicato a Zurigo nel 1816. Come vedete il motto rimane immutato, nature clamata ipso vox tumulo. Le vicende del Foscolo si fanno sempre più drammatiche, gioca anche un po' la sua naturale irrequietezza. Voi sapete che l'ultimo approdo del Foscolo è nell'esilio inglese. Lascia la Svizzera e dalla Svizzera si stabilisce in Inghilterra, dove rimarrà e morirà. Poco dopo essere giunto a Londra, Foscolo pubblica l'ultima e definitiva edizione del romanzo. Londra 1817, sempre con questo motto nature, vox, eccetera. Perché mi sono indugiato su questa forse noiosa rassegna di frontespizi e di date? Proprio per mostrare come questo romanzo ha una sorta di vita intrinseca lunga e tormentata, che dura praticamente circa un ventennio. Un ventennio che non è un ventennio così inerte, è un ventennio durante il quale il romanzo cambia aspetto, un po' per le modifiche che vi apporta Foscolo, che sono cospicue, anche come aggiunte addirittura di pagine importanti, ma anche perché quel primo riferimento del romanzo alla situazione italiana fra 1797 e 1798, il dramma del protagonista che si vede privato della sua patria, Venezia, ceduta da Napoleone agli austriaci, era ormai, al tempo dell'ultima edizione, un fatto totalmente remoto. Erano passati 20 anni, ma erano passati 20 anni che avevano cambiato la faccia del mondo. E quindi anche i referenti del discorso politico anche che fa Foscolo nel romanzo cambiano totalmente. Questo non rende inattuale il romanzo, carica di nuovi significati ciò che il romanzo aveva inteso dire quando era nato nell'angoscia di una patria perduta, di Venezia ceduta con il trattato di Campoformido da Bonaparte all'Austria, e finisce a Londra quando tutti i giochi sono fatti, quando Napoleone è in una remotissima isola al di là dell'equatore, l'isola di Sant'Elena, e l'Europa ha un assetto completamente diverso da quello che aveva nel 1797-1798. Questo cambiamento di significati, dovuto proprio al fatto che il romanzo, in un certo senso, nell'ultima edizione si riferisce a una realtà che non c'è più. Quello che era un libro di attualità bruciante diventa un romanzo storico che evita un evento passato. Non è che cambi molto nell'assetto generale, però il suo significato, il suo impatto anche sul lettore diventa qualcosa di completamente mutato. Un altro aspetto nell'ordine di queste considerazioni preliminari lo vediamo quando passiamo a esaminare il ritratto del presunto Jacopo Ortis. Come sapete, l'argomento generale del romanzo è la documentazione epistolare attraverso le lettere dell'ultimo poco più d'anno di vita di questo giovane protagonista, ventenne come era il Foscolo quando compose le prime pagine del romanzo, questo Jacopo Ortis, studente di Padova, che dopo la caduta di Venezia, pochi giorni dopo la pubblicazione del trattato di Campoformio, si rifugia in una sua proprietà nei Colli Euganei, presso Padova. La finzione vuole che Jacopo Ortis sia un personaggio reale di cui un amico
Lorenzo Alderani raccoglie pietosamente le lettere per celebrarne la memoria. Quindi il romanzo si propone come un documento di una vita reale e quindi anche come testimonianza di una persona realmente esistita. E di questa persona si dà il ritratto. Eccolo qui. Questo è Jacopo Ortis, ma tutti in questo ritratto sono in grado di riconoscere Foscolo. Questo è sicuramente, forse è uno dei ritratti, fra l'altro, più veritieri di Foscolo, perché non lo abbellisce. Alcuni contemporanei notarono che Foscolo era brutto e fra alcuni aspetti della sua bruttezza notano che aveva le labbra molto grosse, come quelle di un etiope, dice una gentile donzella sua contemporanea. E qui lo vedete, lui, vedete questa bocca molto così carnosa. Questo è Jacopo Ortis, non particolarmente bello, ma direi il ritratto, è bello il ritratto, ecco, se non il personaggio. E così questo giovane malinconico, di cui si suppone che non avrà una vita molto lunga, difatti dovrebbe morire suicida, ma nessuno lo seppe perché, come ho detto, quando uscì questa edizione del 1798 il romanzo rimase in tronco, le dispense non furono più pubblicate. Invece questa è l'edizione quella milanese a cui ho accennato prima, del 1802. Qui il ritratto è già meno somigliante ed è più, in un certo senso, convenzionale, porta già i tratti di un personaggio in qualche misura, come dire, maledetto. Vedete, ha una fisionomia fosca, uno sguardo che è tra il malinconico e in un certo senso anche il torvo. È un bellissimo ritratto. Somiglia meno a Ugo Foscolo e somiglia più a quella idea dell'eroe sventurato e per qualche tratto anche maledetto. Questa è l'edizione, quella che ho detto, di Zurigo 1816. Come vedete si è rischiarato vedete quanto è così drammatico questo ritratto del 2, come poco somigli in fondo al ritratto veritiero del 1798, ma nel frattempo, vedete, conserva certi tratti della raffigurazione precedente, però si è rischiarato. C'è così anche addirittura una sorta di ombra di sorriso, come vedete. Ecco, e infine questo è il ritratto che accompagna l'edizione definitiva del 1817. Qui vedete tutte le ombre si sono placate. Jacopo Ortis si pugnalerà puntualmente alla fine del romanzo, però ecco, il suo volto ha trovato, se non proprio la serenità, una quieta malinconia e soprattutto ha ritrovato la giovinezza di un ventenne. E qui, se qualcuno di voi ricorda un celebre romanzo di Oscar Wilde, ci viene in mente il ritratto proprio di Dorian Gray. Voi ricordate il romanzo? Dorian Gray non invecchia mai, per un patto diabolico rimarrà sempre giovane e bello, mentre invecchierà il suo ritratto, che porterà via via i segni dei suoi vizi. Qui avviene il contrario. Sono passati quasi 20 anni, Foscolo nel 1817 era già in declino, la sua salute cominciava a declinare, gli ultimi anni non furono lieti per Ugo, ma nel romanzo rimane sempre giovane. Ecco, questo ha un significato, ha molti significati che potremmo escogitare, ma ne ha uno soprattutto, che via via l'identificazione di Foscolo con Jacopo Ortis si è venuta, come dire, allentando. All'inizio forse c'era una vocazione autobiografica nella concezione del personaggio, ma da subito
la personalità di Foscolo comincia a divergere da quella che sarà la personalità di Jacopo Ortis. E alla fine di questo processo di elaborazione del romanzo, cioè nel 1817, il Foscolo, autore, è profondamente diverso da Jacopo Ortis. Jacopo Ortis rimane giovane, come è giovane il personaggio del romanzo. Foscolo non può più proporre il proprio ritratto come ritratto del proprio eroe. È uscito totalmente, per così dire, dalla scena. Il suo eroe è quello. Foscolo è ormai un altro, è un uomo, appunto, come ho detto, avviato, sia pure lentamente, al declino. Muore molto giovane, come voi sapete, muore nel 27, non aveva nemmeno 50 anni. Dunque, la interpretazione critica che tende a sottolineare l'identificazione di Jacopo Ortis con il Foscolo o viceversa è un'interpretazione molto debole. Ma del resto c'è la storia, la realtà stessa che ce lo dice. Jacopo Ortis, totalmente disperato, dopo più di un anno dalla sua fuga da Venezia e dall'inizio delle lettere pubblicate nel romanzo, si ucciderà. Foscolo invece intraprende una carriera militare, letteraria, politica, molto intensa. Come ho detto, raggiunge il grado di capitano di Stato Maggiore e, fra l'altro, combatte, è ferito in battaglia, esercita stranamente funzioni di avvocato difensore nei tribunali militari del Regno d'Italia, quindi certamente non è afferrato da quella distruttiva disperazione che egli attribuisce al suo personaggio. Tuttavia, ecco, al suo personaggio non si identifica, con il suo personaggio non si identifica perché il personaggio si uccide per la passione politica delusa e per la passione amorosa stroncata. Non indulgo a narrare così la trama del romanzo, che suppongo nota. Jacopo Ortis, disperato per la caduta della patria, per la cessione della sua patria all'Austria, si ritira sui Colli Euganei, qui vede una bella ragazza, Teresa, se ne innamora, ma è un amore impossibile. Teresa sposerà un altro perché così vuole l'interesse del padre di lei. E Foscolo, deluso nella passione politica e nella passione d'amore, Jacopo Ortis, deluso nella passione d'amore e nella passione politica, si uccide. Tutto questo non avviene a Foscolo, però c'è qualcosa che Foscolo mette del più intimamente suo nel romanzo, ed è un pensiero che riguarda la condizione dell'uomo di fronte alla società e di fronte alla natura. Come ho detto, la natura compare subito nel suo romanzo, proprio nel motto latino che viene apposto sul frontespizio fin dalla prima edizione, ma è ancora una natura benefica, è una natura che ci affratella in questa pietosa comunità di affetti che vi è e che Foscolo stesso celebra nei Sepolcri tra gli estinti e i viventi. Gli estinti che vivono nel ricordo pietoso dei viventi, soprattutto se sono perdenti. Il grande estinto che chiude, viene celebrato nella emozionante chiusa dei Sepolcri, è il perdente per eccellenza, Ettore, lo sconfitto. Però, appunto, il ricordo che i posteri conservano di questa figura lo rende superiore ai vincitori, gli dà la vera vittoria, la vittoria sul tempo. Ecco. E la natura in questa prospettiva è vista appunto come il fondamento di quel vincolo che noi sentiamo comune e che ci unisce noi alla memoria di chi non c'è più. Però nello Jacopo Ortis compare invece un'altra figura della natura, e qui rapidamente percorriamo questa vicenda. I testi, alcuni dei testi,
saranno letti a conclusione. Qui mi limito a riassumere questo testo che voi vedete e che ascolteremo fra poco. Jacopo Ortis è appena arrivato, sono passati pochi giorni dal suo arrivo in questa specie di Arcadia collinare. Appunto, chi conosce i Colli Euganei sa che è appunto un luogo molto ameno, e così ripensa alle ultime vicende di Venezia, ma è ancora alla ricerca di un equilibrio che spera possa tornargli in quella pace. Ma c'è un piccolo episodio, un episodio che sfugge persino ai lettori accurati delle ultime lettere, tant'è che qualche critico ha detto questo episodio è un po' stupido, non c'entra molto col romanzo. In sostanza c'è un ragazzetto che va senza nessuna ragione apparente a vandalizzare l'orto di Jacopo. Cioè andava lì e spezzava i rami, rubava la frutta, eccetera, senza nessun motivo. Ecco, Jacopo lo sorprende e il ragazzo comincia a chiedere pietà e ammette che da più settimane faceva quello sciagurato mestiere, cioè faceva quei vandalismi immotivati. E Jacopo lo rimprovera blandamente, ma il ragazzetto, il contadinello, dice: in fondo fanno tutti così, in fede mia, signor mio, fanno tutti così. Cioè tutti danneggiano le proprietà dei vicini. E Jacopo conclude: l'ho lasciato andare, e scavalcando una siepe io gridava: ecco la società in miniatura, tutti così. Ecco, è il primo scontro, non incontro ma scontro, di Jacopo con quella che è la realtà della natura, che è una realtà di ostilità. Per dirlo con una formula che risale a Hobbes e che Foscolo aveva nell'orecchio, non perché avesse letto Hobbes, perlomeno non credo, il De Cive di Hobbes, ma aveva letto l'articolo che gli dedicava la Grande Encyclopédie di D'Alembert, articolo intitolato Bism. E la formula è questa: che la società è bellum omnium contra omnes. E l'altra formula, che non è di Hobbes, ma che Hobbes ripete sempre nel trattato De Cive, è homo homini lupus. Risale a Plauto, però Hobbes la usa. Ecco, la scoperta è questa. Lui arriva col peso di questa vicenda, che vicenda politica importante, certo, sì, la cessione di Venezia all'Austria, ma insomma può essere anche un incidente della storia. E invece, in un piccolo episodio apparentemente insignificante, scopre qualcosa di più inquietante. Cioè il male non è nel comportamento di Bonaparte nei confronti di Venezia. Il male di Bonaparte è soltanto una piccola parte del male a cui ci incatena una natura ostile. E il romanzo, in maniera molto sottile, costruisce questo tema, che naturalmente rimane un pochino nascosto dai temi più vistosi, cioè quel tema politico e il tema passionale, l'amore per Teresa, ma che tuttavia è forse il motivo più saldamente strutturante dell'intera opera. Ecco, e pochi mesi dopo, il 19 gennaio 1798, sono le date fittizie delle lettere, Jacopo ritorna a meditare su quanto gli ha insegnato quel grido di quel mascalzoncello vandalo del suo giardino. Io non lo so, ma per me temo che la natura abbia costituito la nostra specie quasi minimo anello passivo dell'incomprensibile suo sistema. Quindi non una natura pietosa, non la natura che ci affratella nelle lacrime per gli estinti, ma questa natura subdola che ci
che ci incatena a questo destino di infelicità, dotandoci, dico tanto amor proprio, perché il sommo timore e la somma speranza, creandoci nella immaginazione una infinita serie di mali e di beni, ci tenessero pur sempre affannati di questa esistenza breve, dubbia e infelice. E mentre noi serviamo ciecamente al suo fine, essa ride del nostro orgoglio che ci fa reputare l'universo creato solo per noi e noi soli degni e capaci di dar leggi al creato. Crediamo di essere il fine del creato e siamo invece il cieco strumento di una forza maligna. Qualcuno forse sente ronzare nell'orecchio una traccia di questo pensiero, che è una traccia più tarda, è una traccia che Leopardi svilupperà nei canti e soprattutto nelle operette morali. Se qualcuno di voi era presente quando l'anno scorso abbiamo letto il dialogo di Copernico, si accorgerà che Leopardi sviluppa questo tema che è già in Foscolo. Ma il discorso in Foscolo continua ancora, il 22 gennaio 1798. Ancora insiste sul fatto che la natura da un lato ci rende infelici, ma dall'altro lato con i suoi inganni ci inchioda alla nostra infelicità. Quindi è doppiamente perversa. Hai dunque tanti affanni assediano la nostra vita che a mantenerla vuolsi non meno che un cieco istinto prepotente, per cui, quantunque la natura ci spiani i mezzi per liberarcene, traccia stoica che qualcuno avrà riconosciuto, siamo spesso forzati a comperarla con l'avvilimento, col pianto e talvolta anche col delitto. Questa considerazione, che può sembrare un po' enigmatica, la comprenderemo meglio quando il nostro lettore, scusate, la nostra lettrice, in questo caso Irene, leggerà un brano che dà occasione a questa riflessione, ma vedremo più tardi, non guastiamo la suspense. Ecco, e a tutto questo Jacopo Ortis si ribella, si è ribellato alle decisioni di Bonaparte con il trattato di Campoformio, si ribella anche all'ingiustizia che assegna Teresa a un marito che non ama per pure ragioni economiche, secondo le convenzioni della società del tempo, si ribella, inveisce. Ma qui si ribella molto più generosamente contro il destino di infelicità che sembra riservato agli uomini. Io non ho l'anima negra, cioè negra cattiva, non sono cattivo, ma quando mi passa dinanzi la venerabile povertà che mentre s'affatica mostra le vene succhiate dalla onnipotente opulenza, cioè le ingiustizie sociali in una parola. E quando io vedo tanti uomini infermi, imprigionati, affamati e tutti supplichevoli sotto il terribile flagello di certe leggi, ah no, io non mi posso riconciliare, cioè non mi posso riconciliare con la natura. Io grido allora vendetta con quella turba di tapini coi quali divido il pane e le lacrime e ardisco ridomandare in lor nome la porzione che hanno ereditato dalla natura, madre benefica ed imparziale. Ma qui si corregge, la natura, ma se ne ha fatti quali pur siamo, non è forse matrigna? E anche qui si sente. E allora facciamo un po' la storia di questa visione novercale della natura, una natura che non è madre, non è benefica, ma è perfida come una cattiva matrigna. L'origine, appunto, se andiamo un po' più avanti, ecco, qualcuno se ne è già accorto, ritroviamo Leopardi, naturalmente. Leopardi poteva arrivarci anche da altre vie, però vedete che il suono delle parole è quello ortisiano, cioè la via è quella
è l'inflessione di Foscolo. Questo è un brano fra i tanti che si possono scegliere dalla canzone Sopra un basso rilievo antico sepolcrale: natura illaudabil meraviglia che per uccider partorisci e nutri. Cioè partorisci e fai crescere soltanto per uccidere. E illaudabile è volutamente ambiguo, vuol dire non ci sono lodi abbastanza per la natura, illaudabile, però è anche non è degna di lode, vedete la parola è ambigua. E poi, diciamo in modo esplicito, nella ginestra o il fiore del deserto, quella che veramente è rea, che dei mortali madre è di parto, perché madre perché li partorisce, e di voler matrigna, cioè per quello che poi vuole del loro destino è matrigna. Ma c'è una traccia ancora più antica, insospettabile, la traccia è classica. Il pensiero viene, ed è una delle cose affascinanti del nostro lavoro, è risalire a questi percorsi, non alla ricerca di fonti, ma alla ricerca di questi legami che legano, insomma, che rendono compatta, che se ne pensi oggi, la nostra cultura. Ed è Plinio nella Naturalis Historia, che è il nocciolo del pensiero di Foscolo e poi è anche il nocciolo del pensiero di Leopardi. Anche di altri, ma altri non hanno saputo dirlo con la stessa altezza di parole e di pensieri. Leggo solo la traduzione molto alla buona, una traduzione letterale. Dice, sta parlando di tutto l'universo, di tutto ciò che popola l'universo. Il primato si assegnerà di diritto all'uomo, per il quale sembra che la natura abbia generato tutto il resto. Cioè l'illusione che la natura abbia fatto tutto per il bene dell'uomo, cioè questa visione finalistica, ma per un prezzo crudele in cambio di così grandi doni, tanto che non si giudicherebbe facilmente se per l'uomo sia stata miglior madre o più spietata matrigna. Ecco, melior, parens melior hominin an tristior noverca fuerit. Nessuno pensa che uno scrittore di scienza, così un compilatore in fondo come Plinio, possa aver scritto parole di questa intensità, ma da queste parole, come voi capite, discende tutta questa corrente oscura e nobile del pensiero moderno. Dunque Foscolo, nell'era moderna, ripropone questa immagine appunto della natura matrigna, della natura appunto che non si limita soltanto a fare il male, ma lo fa beffardamente, lo fa illudendo l'uomo con quello che è l'istinto della conservazione. Ecco. E ovviamente di cosa si giova la natura? Se voi risalite un po' indietro al pensiero illuministico, per esempio al pensiero di Rousseau, vi rendete conto che nel filone ottimistico del secolo dei lumi, natura e società sono posti sicuramente in rapporto. E Rousseau stesso ammette che la società inquina la condizione umana, cioè la società induce l'uomo a quei riguardi, a quelle ipocrisie, a quelle costrizioni, a quelle violenze che ne turbano la originaria innocenza. Però di contro alla società rimane la natura nella quale l'uomo può rifugiarsi per ritrovare quell'innocenza perduta. E nello stato di natura, per esempio nello stato delle popolazioni primitive, appunto, si può ricondurre l'uomo alla felicità originaria, alla semplicità originaria, il mito del buon selvaggio, eccetera. Quindi, in un certo senso, la natura come medicina della società. Foscolo cambia completamente questo rapporto. La natura non è la medicina della società, non è
il luogo dove ci si può rifugiare per ritrovare la perduta innocenza. È il contrario. La natura vuole la società per esercitare attraverso la società il suo potere malefico, per poter agire sull'uomo attraverso i mali della società. Come vedete, gli elementi sono quelli che Foscolo eredita anche dalle sue letture settecentesche, ma sono rimontati in un rapporto che è totalmente nuovo e che sarà poi leopardiano, naturalmente. Convien dire che la natura abbia pur duopo di questo globo, cioè abbia bisogno di questo globo e della specie di viventi litigiosi che lo stanno abitando. E per provvedere alla conservazione di tutti, anziché legarci in reciproca fratellanza, e qui c'è anche una polemica politica. In questa fratellanza voi ricordate che era uno dei grandi miti della Rivoluzione francese, il motto che la Rivoluzione francese in un certo senso diffonde su tutta Europa è liberté, égalité, fraternité, cioè fratellanza. E qui Foscolo dice altro che fratellanza, ecco. E per provvedere alla conservazione di tutti, anziché legarci in reciproca fratellanza, quella fraternité, ha costituito ciascun uomo così amico di se medesimo, quindi non la fratellanza ma l'egoismo domina, che volentieri aspirerebbe all'esterminio dell'universo per vivere più sicuro della propria esistenza e rimanersi despota solitario di tutto il creato. Così l'uomo, or aperto, or segreto, è sempre implacabile nemico della umanità, conservandosi con ogni mezzo, cospira all'intento della natura, il vero scopo della natura, che a duopo dell'esistenza di tutti e i discendenti di Caino e Abele, cioè in fondo il modello dell'umanità è all'origine, un fratello ammazza l'altro fratello, insomma questa è la storia dell'umanità, Caino e Abele, e i discendenti di Caino ed Abele, quantunque imitino i loro primitivi parenti e si trucidino perpetuamente l'un l'altro, vivono e si propagano. Cioè vivono e si propagano perché la natura vuole che il gioco continui, che questa serie di guerre fratricide continui indefinitamente. E gli ultimi pensieri, qui siamo il 14 marzo 1799, mezzanotte, sono le ultime righe, fra le ultime righe che Jacopo scrive prima di pugnalarsi. E le ultime righe si rivolgono alla natura. Ho già sentito tutta la tua bellezza e t'ho adorata e mi sono alimentato della tua gioia e finché io ti vedeva bella e benefica, tu mi dicevi con una voce divina, vivi. Ma nella mia disperazione ti ho poi veduta con le mani grondanti di sangue. L'immagine insomma è un po' pesante, ma rende l'idea, insomma, questa natura crudele e sanguinaria. Ma nella mia disperazione ti ho veduta, o natura, con le mani grondanti di sangue. La fragranza dei tuoi fiori mi fu pregna di veleno, amari i tuoi frutti, e mi apparivi divoratrice dei tuoi figliuoli, adescandoli con la tua bellezza e coi tuoi doni al dolore. Oltretutto, vedete, per capire come il pensiero può essere, diciamo, può avere anche Leopardi origini diverse, ma che ci sia una filiera foscoliana, lo vediamo in questo, in questa apostrofe diretta alla natura, che ha, ricordate Foscolo, o natura, perché non rendi poi quel che prometti a loro, perché di tanto inganni i figli tuoi, così Leopardi, apostrofe alla natura, qui riprende proprio il modulo formale da Foscolo. E andiamo avanti e concludiamo. Queste sono proprio, ritorna da Ventimiglia e appunto sono alcuni fra gli ultimi pensieri, come quello precedente, che precedono la morte. O amico mio, si rivolge a Lorenzo Alderani, che raccoglierà poi le lettere, o amico mio, ciascun individuo è nemico nato della società, perché la società è necessaria nemica degli individui. Bellum omnium contra omnes. Hobbes, come ho detto. L'altro frammento contiguo,
torna a spaventarmi quella terribile verità che io già svelava con raccapriccio e che mi sono poscia assuefatto a meditare con rassegnazione. Tutti siamo nemici. Se tu potessi fare il processo dei pensieri di chiunque ti si para davanti, vedresti che ruota a cerchio una spada per allontanare tutti dal proprio bene e per rapire l'altrui. Cioè ognuno nel suo cieco egoismo è come se roteasse una spada per difendere il proprio campicello e per arraffare quello che è di altri. Ecco, e su questa immagine desolata praticamente si conclude il romanzo, come ho detto, di lì a poco Jacopo Ortis si trafigge. Ecco, ed è sintomatico che gli ultimi pensieri non siano pensieri rivolti alla patria perduta, non siano pensieri rivolti alla donna che non può essere sua, sono pensieri che si rivolgono alla natura. L'ultima vera grande delusione è aver scoperto nella natura questo volto di matrigna. E Foscolo ebbe una vita avventurosa, amò donne, coltivò dei piaceri, non fu mai un uomo basso. Foscolo è uno dei pochi che, pur nei suoi errori, mantiene una sua fondamentale nobiltà. Soffrì la vita in maniera molto intensa, anche se non lo diede a vedere molto spesso, e portò nella nostra cultura, una volta per sempre, questo motivo eroico, coraggioso, certo pessimistico, ma insieme anche generoso, destinato a fruttificare nella sensibilità in primis di Leopardi e poi in tutto quanto viene dopo, prima della barbarie in cui ora stiamo piombando, purtroppo. Grazie. A completamento procediamo a due letture. Juan André Turchetto ci leggerà per intero questo episodio da cui in forma narrativa emerge la sostanza del pensiero che io così molto rapidamente ho cercato di illustrare. 11 maggio. Conviene dire che la natura abbia pur dopo di questo globo e della specie di viventi litigiosi che lo stanno abitando, e per provvedere alla conservazione di tutti, anziché legarci di reciproca fratellanza, ha costituito ciascun uomo così amico di sé medesimo che volentieri aspirerebbe all'esterminio dell'universo per vivere più sicuro della propria esistenza e rimanersi despota solitario di tutto il creato. Niuna generazione ha mai veduto per tutto il suo corso la dolce pace. La guerra fu sempre l'arbitra dei diritti e la forza ha dominato tutti i secoli. Così l'uomo, or aperto, or segreto, è sempre implacabile nemico dell'umanità, conservandosi con ogni mezzo, cospira all'intento della natura, che ha duopo dell'esistenza di tutti. E i discendenti di Caino ed Abele, quantunque imitino i loro primitivi parenti e si trucidino perpetuamente l'un l'altro, vivono e si propagano. Or odi. Ho accompagnato stamattina per tempo Teresa e la sua sorellina in casa di una lor conoscente, venuta a villeggiare. Credeva di desinare in lor compagnia, ma per mia disgrazia aveva fin dalla settimana passata promesso al chirurgo che mi troverei a pranzo con lui, e se Teresa non me ne faceva sovvenire, io, a dirti la verità, me n'era dimenticato. Ma vi sono dunque avviato un'oretta innanzi al mezzogiorno, ma affannato dal caldo, mi sono a mezza strada coricato sotto un ulivo. Al vento di ieri, fuori di stagione, oggi è succeduta un'arsura noiosissima, e me ne stava lì, al fresco, spensieratamente, come se avessi già desinato. Voltando la testa mi sono avveduto di un contadino che guardavami bruscamente. «Che fate voi qui?» «Sto, come vedete, riposando. Avete voi possessioni?» Percotendo la terra col calcio del suo schioppo.
Perché? Perché? Sdraiatevi sui vostri prati, se ne avete, e non venite a pestar l'erba degli altri. E partendo, fate ch'io tornando vi trovi. Io non mi era mosso, ed egli se n'era ito. Ah bella, prima io non aveva badato alle sue bravate, ma ripensandoci, se ne avete. E se la fortuna non avesse conceduto a miei padri 2 pertiche di terreno, tu m'avresti negato anche nella parte più sterile del tuo prato l'estrema pietà del sepolcro. Ma osservando che l'ombra dell'ulivo diventava più lunga, mi sono ricordato del pranzo. Poco fa, tornandomi a casa, ho trovato sulla mia porta l'uomo stesso di stamattina. Signore, vi stavo aspettando, se mai vi foste adirato, meco, vi domando perdono. Riponete il cappello. Io non me ne sono già offeso. Vedete che Foscolo sa raccontare, è un grande libro. E ora troviamo la conferma. Irene Vio ci legge un'altra pagina dove invece vediamo proprio rappresentata la nequizia della natura che ci rende e nello stesso tempo ci inchioda all'infelicità. Così va, caro amico. Stavami al focolare del mio castaldo, dove alcuni villani dei contorni s'adunano a crocchio a scaldarsi, contandosi le loro novelle e le antiche avventure. Entrò una ragazza scalza, assiderata, e fattasi all'ortolano lo richiese della limosina per la povera vecchia. Mentre la si stava rifocillando al fuoco, esso le preparava 2 fasci di legna e 2 pani bigi. La villanella se li pigliò e salutandoci uscì. Usciva io pure, e senza vedermi la seguitava calcando dietro le sue peste la neve. Giunta a un mucchio di ghiaccio, si soffermò esaminando con gli occhi un altro sentiero, ed io raggiungendola: «Andate voi lontano, ragazza?» «Signor mio, no, 1 mezzo miglio». «Pur quei 2 fasci vi fanno camminare a disagio, lasciatene portare uno anche a me». «Oh, i fasci tanto non mi darebbero noia se me li potessi reggere sulla spalla con tutte e 2 le braccia, ma questi 2 pani mi intrigano. Or via, porterò i pani». Non fiatò, e la si fe tutta rossa, e mi porsi i pani che mi riposi sotto il tabarro. Dopo breve ora entrammo in una capannuccia. Sedeva in un cantuccio una vecchierella con un caldano fra i piedi, pieno di braci smorzate sovra le quali stendeva le palme, appoggiando i polsi sulle estremità dei ginocchi. «Buongiorno, madre». «Buongiorno». «Come state voi, madre?» Né a questa, né a 10 altre interrogazioni mi fu possibile ad impetrare risposta, perch'essa attendeva a riscaldarsi le mani, alzando gli occhi di quando in quando come per vedere se eravamo ancora partiti. Posammo trattando quelle poche provvisioni e la vecchia, senza più guardar noi, le stava considerando con occhio immobile, e a nostri saluti e alle promesse di ritornare domani la non rispose, se non se un'altra volta quasi per forza «buongiorno». Ravviandoci verso casa, la villanella mi raccontava come quella donna, adonta di forse 80 anni e più e di una difficilissima vita, perché talvolta avveniva che i temporali vietavano a contadini di recarle la limosina che le raccoglievano, in guisa che vedevasi sul punto di perire d'inedia, pur non di meno tremava tuttavia di morire e borbottava sempre le sue preci, perché il cielo la tenesse ancor viva. Vi vedrete e vi ammirerete, è una specie così di celebrazione anche della vostra lettura nel sito, come vi ho detto, dell'Istituto Veneto, domani o dopodomani. Grazie anche a chi vi ha condotto qui, grazie a tutti i presenti e arrivederci all'anno prossimo.